Ah, gli amici bellini. I'm gonna wait a little bit for somebody to join the stream. Allora, prima di tutto vi iscrivete al canale perché domani si fa l'analisi tattica. Io non è che non vi posso lasciare senza analisi tattica. Perché è importante, con le squadre che si chiudono è importante fare l'analisi tattica, è importante vedere gli screenshot, domani le pagelle e quindi con calma io torno a casa, mi rivedo la partita perché l'ho potuto vedere un pochino il primo tempo sul telefonino. Poi chi mi segue su Instagram sa che cosa ho fatto mentre stavo a suonare. Ho fatto mettere il Napoli sullo schermo gigante mentre tutti si guardavano la Premier League. Si sentiva la Premier League, però si guardava il Napoli. E subito Osimhen. Hai appena finito di sentire Messico 86, bravo Roberto. È così che si fa. Siete i miei eroi. Venite, lasciate i like, vi vedo in 32. Vedi che col telefonino alle volte si vede 32 e si vedono 11 like. Quindi possiamo arrivare a 33 like. Vai Nicola, smuovili. Facciamo questa live velocissima, ragazzi, perché poi la recuperiamo. Grande Salvatore. La recuperiamo questa live, sapete perché? Perché ho in mente un paio di video, a parte la classica analisi tattica, devo sentire le parole di Spalletti. Osimhen è un tema, ragazzi. Osimhen è un tema perché è proprio quella, è un animale. Grande Carla. Adesso Osimhen è un tema, secondo me un tema è anche Anghissà, perché mi è sembrato, da quello che ho potuto vedere, che fosse con le scarpe allacciate. E quindi il capitano ha fatto una grandissima partita. 4-5 giornate no, non ci possono attribuire nessuna penalizzazione perché siamo pulitissimi, non ti preoccupare proprio, Punisher. Non ti preoccupare su questo. Il problema che fa ridere, insomma, il problema, se vai a vedere la classifica sulla Lega Serie A, Napoli 50 punti, a Juventus non ce l'hanno tolto. E dai che siete disonesti. Se non ricordo male, quando successe il fatto dell'ASL, subito ce lo hai nei punti di penalizzazione, punti alla Juventus a tavolino. E dai, ma allora siete disonesti. Io voglio analizzarlo per bene con aspetta, Michele D'Ambrosio. Ottima vittoria, necessaria. Lobotka e Dilo avevano visto Meret infreddolito e gli hanno fatto fare la parata. Ah già! Osi è infrenabile, assurdo. Forza Napoli sempre, prima di tutto grazie Michele sempre. E l'ho vista quella palla toccata, caspita. Di Lorenzo sì, che la passa a Lobotka, praticamente lo colpisce Lobotka e Lobotka praticamente fa un assist involontario a Piontek che tira di prima, ma la tocca quel tanto che basta, quindi la parata la fa. 6 punti nelle ultime 4, adesso che ne abbiamo fatti 9 possiamo steccare una partita in più. Sì Marco, è corretto il ragionamento, è corretto. È chiaro che a livello di numeri siamo ampiamente oltre le previsioni, quindi molto molto bene. Adesso i bonus che ci possiamo giocare con partite perse e partite pareggiate servirà il concetto del quando, cioè quando li perdi, contro chi li perdi, perché alcune sconfitte sono più dolorose di altre, alcune sconfitte mettono quando le fai, perché magari se vincono le avversarie si avvicinano e ti può dare un po' d'ansia. Però il Napoli ha un margine e quindi questo margine deve rendere assolutamente ansiose le squadre che inseguono il Milan, l'Inter e la Roma. Ho detto la Roma, ma può essere la Lazio. Ho detto la Lazio, ma può essere l'Atalanta. A questo punto l'Atalanta rientra tranquillamente nella zona della Champions e diventa interessante il mini campionato che si devono fare indietro. Ecco, indietro si devono fare il mini campionato, si devono azzannare tra di loro e non voglio sapere niente. Poi è importante anche perché poi lo analizzeremo nel dettaglio la situazione della Juventus, che questo è solo il primo filone. Ci saranno poi nuovi filoni anche sulle plusvalenze, non solo per gli stipendi e non solo per l'aggiotaggio e tutte quelle cose, dove lì il campo non dovrebbe nemmeno centrarci più di tanto, lì si dovrebbe andare in galera. Ho parlato con un amico che non segue il calcio qua a New York, dice, hanno fatto questo e questo, in galera, in televisione, sai, con le mani dietro che lo accompagni, gli abbassano la testa e li mettono in macchina. Questo si fa.
se a New York facevi, se in America facevi una cosa del genere, lasciamo stare. Però ci dovrebbe essere un altro processo per le plusvalenze che riguarda anche Atalanta, Sassuolo, Udinese. Quindi lì la carta della disdetta dell'abbonamento, ma non è solo quello. C'è quello, cioè cercano di muovere il popolo, il popolino, perché lo sa la Serie A che è serva, perché serve la Juventus, quindi la Serie A è serva, e hanno paura che perdano ascolti, e quindi è per questo che il Napoli deve vincere, deve imporsi e deve assolutamente farlo prima che collassa tutto il sistema calcio un'altra volta. Però l'abbiamo guadagnato sul campo. Un applauso ai cugini salernitani per 90 minuti, spero non ironicamente, sì, i tifosi della Salernitana cantano e ballano anche quando si perde, è apprezzabile. Terzino, trequartista e seconda punta di Lorenzo oggi. Non abbassiamo la guardia assolutamente, Walter, noi dobbiamo continuare a fare risultati, proprio perché poi la narrativa ci porterà a fare certi discorsi e non esiste proprio. Quindi calma come sempre, continuare con questo vantaggio, dietro si devono azzannare e affannare. Mi divertiva l'idea che se ci avessero tolto 15 punti a noi, in teoria potevamo anche continuare a lottare per lo scudetto, ma la pena deve essere afflittiva. Quello che poi è interessante è che 9 punti non bastavano chiaramente per farli fuori dalla Champions, perché quella hanno pensato che fosse la pena farli fuori dalle coppe, però loro stanno in Europa League, quindi in teoria potrebbero giocarsi l'ingresso in Champions. Vedete perché questa cosa va risolta a monte e si deve andare alla responsabilità oggettiva, perché ho capito, tu li fai fuori alla dirigenza che si sono dimessi, ma nel frattempo hanno comprato giocatori che non si potevano permettere, hanno instaurato rapporti con squadre che sono state più o meno materasso, e l'abbiamo visto con i punti, non sono illazioni, sono i punti che hanno lasciato per strada. Hanno messo in crisi il sistema poi anche economico, perché se tu ti pigli un giocatore che non ti puoi prendere, l'altro giocatore dello stesso ruolo io lo devo pagare di più perché ce n'è uno in meno, quindi hanno falsato completamente tutto, è chiaro, è per questo che bisognerebbe fare proprio piazza pulita, perché non si può quantificare in 15 punti che tu gli togli la Champions un anno e l'anno prossimo fanno una ricapitalizzazione e si ricomincia tutto da capo. E che hai risolto? Non hai risolto niente. Poi che facciamo? Continuiamo a intercettare? Oppure il discorso delle plusvalenze quando sono chiare ed evidenti? Vi ricordate cosa vi dicevo io di Muratori? Non è possibile Muratori. E adesso scopriamo che era tutto a tavolino, che non è che Muratori c'ha un grande futuro. No, a tavolino era stato deciso quello che doveva essere il suo valore e così sono andati avanti truccando i bilanci, facendo cose veramente tremende. Quindi lasciate il like, ragazzi, siete il doppio di quelli che sono i like. 38-40 punti. Dai, ci deve pensare Ceferin. Adesso inizia il nuovo campionato. Ivan, 100 punti sarebbe bellissimo. 100. Vediamo cosa succede. Approfondimento con Guido sulla Juve, te lo devi aspettare. Mario Silva, Duarte, Rui, non ti preoccupare, anche se Guido è molto amareggiato, vi saluto, ovviamente non è colpa sua che non c'è, sono io che da telefonino non lo posso fare. Guido è molto triste, il suo commento è tutto molto triste, ma andremo nel dettaglio anche con lui, perché lui ci può aiutare anche più tecnicamente, che ne sa di tutto, e possiamo analizzare veramente nel dettaglio. Quindi io vi abbraccio, vi bacio, perché non si guida mentre si è live. Grazie Francesco, grazie per i like ragazzi. La partita di oggi, consciamente snobbato la Coppa Italia, possiamo vincere anche lo scudetto, ma questa me la segno. E fai bene a segnartela Valentina, secondo me c'è stato. Vedi Telegram e aggiungimi al gruppo, lo farò Ivan assolutamente. Tu controlla la tua privacy di Telegram, perché a volte non mi si fa aggiungere se la privacy non è giusta. Comunque sì, è chiaro, si è visto subito poi inseriti tutti i titolari, che sono quelli che ti sono venuti un po' meno. Spalletti ce l'ha fatto capire tranquillamente che qualcuno evidentemente non pensava fosse la sua partita, e non è possibile. Il tempo è un po' grigio, è un po' grigetto, non lo so se si vede bene, ma va bene così. E vi bacio.
Gira tutte le stats, bravo Peppe, perché faremo un recap, ovviamente, sarà divertentissimo fare il recap, adesso si può fare. Grazie a te Claudia, la serata è andata benissimo, ci siamo divertiti, 85 minuti solo 2 cambi, e vedi anche questo è un tema, tutti alla fine, quindi doveva esserci c'è stato sicuramente un chiarimento tra la squadra e Spalletti voleva delle risposte, dice siete usciti e allora adesso vi stancate, non lo so, vediamo, faremo un approfondimento dopo aver sentito anche le parole di Spalletti. Vi bacio fortissimo, si gode, si pompierà più in là, ma adesso si gode perché 50 punti, il record assoluto, Osimhen è una bestia, Anghissà con le scarpe, il capitano che segna e sblocca una partita che poteva essere complicata, Meret fa la parata che deve fare, quindi anche questo è sicuramente un tema. Domani faremo, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, domani, vedete? È uscito, per non perdere nulla su Azzurro Fluido, unisciti al canale ufficiale Telegram, così tutte le notifiche non le perdete. È bellissimo, anche se è piaciuto, vedi? Zielu così e così, è vero, da quello che ho capito non era proprio in partita. Quindi ci sarà modo, finché non giocate bianco-rosso vincere sempre, va benissimo. E ci sarà modo di recuperare tutto, si sta approssimando l'era, non so vero Francesco Fucci, da cellulare non si vede il messaggio lungo, poi vi recupero e vi leggo tutto, ragazzi vi bacio, iscrivetevi al canale, lasciate i like che domani quante le dobbiamo fare, hai notato che cosa, le musiche allo stadio inizio sono il funicolare. Ovviamente non sempre quando io sono in collegamento con Paramount Plus riesco a vedere pre e post partita, mi piace l'idea che ci sia un po' di identità e quindi le canzoni nostre, quelle là storiche classiche, le benvenuto. Poi se poi vogliono portare per Messico 86 poi ne parliamo. Vi bacio, un bacio, un abbraccio, forza Napoli sempre, dai che quest'anno ci stiamo divertendo, ci godiamo il percorso, nient'altro di che, ricordate sempre che questa è importante.